TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Stanotte tra le 2 e le 6 un violento acquazzone si è abbattuto su San Michele al Tagliamento, Bibione, Porto Santa Margherita e Caorle, con 122 mm di pioggia rilevati durante l'evento. Al momento ci sono ancora strade impraticabili e proprietà private allagate. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile del Veneto a supporto dei tecnici dei comuni. I temporali saranno intensi, pertanto per le 13.05 sono previsti in laguna 105 cm di acqua alta, dichiara Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto. La Protezione Civile del Veneto, prosegue il presidente, ha dichiarato fino alle 20 la criticità gialla proprio per questi fenomeni temporaleschi intensi. Invito tutti i cittadini, in particolare i residenti nelle aree dichiarate più a rischio, a prestare la massima attenzione. Ancora cronaca. Il nucleo operativo del gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia, coadiuvato dai militari della stazione Carabinieri di Jesolo, nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha svolto diversi controlli in strutture turistiche balneari di Jesolo. Sono state individuate 4 attività imprenditoriali operanti nel settore della ristorazione risultate irregolari, mentre 3 attività imprenditoriali sono state sospese. Nel complessivo sono state contestate 10 prescrizioni e sono state elevate sanzioni e ammende per 100.000 euro. Parliamo di sanità. In letteratura si chiamano ankle birds o wild birds. In Italia sono noti come nati con la camicia, che la letteratura indica come frequenza un caso ogni 80.000 parti. Al punto nascite dell'ospedale di Portogruaro si è fatto di meglio, infatti a distanza di 20 giorni 2 bambine, Fatima e Alice, sono appunto nate con la camicia, ossia non sono nate spontaneamente avvolte nel sacco, ma con il sacco integro e pieno di liquido amniotico. Il cordone ombelicale era normalmente pulsante e le bambine hanno continuato a nuotare nel loro ambiente pur essendo completamente fuori dalla pancia delle loro mamme. Le 2 ostetriche, Laura De Witt ed Eva Gruarin, hanno provveduto poi a rompere il sacco e a portare le 2 bambine all'aria. Cambiamo argomento. Torna in occasione della commemorazione dei defunti il ponte votivo che collegherà le fondamenta 9 con l'ingresso monumentale del cimitero di San Michele in Isola. Un'opera temporanea che consentirà, come nella tradizione veneziana, di raggiungere a piedi il cimitero durante il periodo delle celebrazioni. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha annunciato l'avvio dei lavori a inizio ottobre per permettere l'apertura del passaggio pedonale da giovedì 30 ottobre a giovedì 6 novembre 2025. Il ponte, lungo oltre 400 metri e largo 15, sarà costituito da moduli galleggianti analoghi a quelli utilizzati per il ponte votivo del Redentore, per la Festa della Salute e per la Venice Marathon. Sarà dotato di un varco navigabile alto 3 metri e largo 10 per garantire il passaggio delle imbarcazioni. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.